Tanto che pensa. Io ripeto, in qua siamo il giorno 22 aprile 94. Sì. Io si chiama il signor Barbon Fiorenzo, classe 1909. Nato che giorno era? Sì, del 5 febbraio mi sa compiti. 5 febbraio 1985. Ah, aveva già 7... Sì, 7-8 anni. Sì, 8 anni. Vabbè. Abitante, adesso siamo a Macerata, ma io all'epoca abitava a Varago, via Puttioma. Puttioma dove era? Su che a casa era dito vicino? Adesso Una casa... la casa dove abitava, che lei adesso un po' rosa. Ovvio. Sì, a 2 piani, 3 piani, insomma, sarebbe, che si dice no, prima si a 2 piani, pianterina e dopo... Col graner de sopra? Sì, col graner che si era contadini ora io? Se era tutti contadini là. Fittavoli, mezzadri? No, proprietari. Proprietari, eri sicuro? Sì, erano sempre stati proprietari, no, anche gli altri. Strano, vi erano pochi proprietari all'epoca? Sì, gli erano pochi anche ora. E gli era sì, 3, insomma, ma pochi, insomma, noi erano tutti affittuari. E altri avevi quanta proprietà? Proprietà se ne aveva adesso, perché gli era 4 fratelli, corpo papà. Suo papà come si chiamava? Luigi. Barbon Luigi. Barbon. E da che classe eri? Si ricorda? Gli era di... adesso. Beh, non importa se aveva in mente, 75, 74... È morto, aveva 54 anni e è morto del 29. Del 29 è morto. Adesso aveva 76, dal 1876. 75, 76. E sua mamma? Come si chiamava sua mamma di lui? Ha segato Amabile. Amabile. Anche lei era vecchia compagna? No, era più giovane, ha quasi 4-5 anni. Ecco. E è morta più tardi? Sì, è morta che sarà fine 6 anni. Quindi era vissuto quasi 90 anni? Sì, no, 90 anni no. Quindi adesso non so che insomma adesso. Perché le date adesso non mi ricordo. Che soprannome avevi, Valtri? Si chiamava Martini. Martini. Perché là tante famiglie del Barbon e gli chiamano Martini, perché una volta uno gli era un bisnonno, si chiamava di nome Martino. Ho capito. E ora andai avanti, perché ora la nostra famiglia era una standa più elevata, che era la gente che veniva a fare informazioni, cose che altri dice. Era più cavava fuori come famiglia. E ora era come cavava, e ora viene tutti, andando a Martino, e dopo da Martino diventa Martini, e chiama sempre questo nome di sti Barbon. Martini. E gli chiamava sempre questo. Ma era in 4 famiglie sulla stessa casa, era? 4 fratelli del suo papà? 4 fratelli, era la stessa famiglia. E dopo si è diviso dopo la guerra. Dopo la prima guerra? Dopo la guerra del 21 si è diviso. Erano altri, stai là 2 anni, su un posto attaccato insomma, a casa e che altri 3 erano ancora assieme. Ho capito. E come si chiamavi gli altri 3 fratelli? Uno si chiamava Giovanni, un altro Alfonso e un altro Emilio. Tutti Martini, insomma? Sì, tutti noi. Ho capito. A sua volta era fioi del vecchio chi era? Che si ricorda? Mio nonno, insomma, si chiamava Fiorenzo il mio nome, che dopo si è messo il mio nome, insomma, ecco. Mi non conoscevo, mia nonna, ieri piccolo, avevo 2 anni, 3 anni, o 4 anni. Quando te avevi, per curiosità, non si ricorda? No, adesso come gruppo di 4 famiglie, diciamo. Come gruppo? Prima della guerra. 4 famiglie adesso, perché dopo si è diviso. Prima di dividersi. Sì, prima di dividersi che era tutto in gruppo, perché dopo che era 5 sorelle. 4 fratelli. 4 sì, erano 9 fratelli. Ho capito. Era sorelle, e dopo questo si è sposato e ha avuto per eredità un campo, insomma. Mio nonno che dava un campo a tutte le figlie, insomma, che si è sposato. Sì. E dopo si aveva la terra, ma adesso non so
quanti campi che perché presso poco dopo, quando chi ha diviso le 4 parti, ho fatto il conto che se era sui 70 campi di terra in tutti, ma credo che fosse anche di più, perché dopo era qui di Sorelle. era un bel tocco di terra. Sì, era mio nonno, era un attorista. Come aveva fatto a far su terra in quegli anni là? Partendo da niente ti dico? No, era che chi lavorava, insomma, gli tendeva arriva alla campagna e gli affruttava, e insomma poco, perché anche questo terreno qua una volta all'estate acquistato con 19 campi con 20.000 lire. Ancora a suo tempo? O... Avanti a guerra, tanto che era menore ancora, che l'ha acquistato sto terreno qua, 19 campi, tutto circondato, si era chiuso. Una delle proprietà che aveva era di 19 campi, comprava per 20.000 lire. Sì, sto tocco qua, ma che era anche altri fuori, tutto spazio era sti tocchi del terreno. E era là più vicino, che non aveva di più di tutto là. Sempre fatto contadini, era contadini o del mestiere proprio? Contadini, sempre contadini. Cosa coltivavi, se ricordi, su questa terra in particolare? Cosa che veniva su ben? Che veniva, era un turco, formento, qui e altre piccole coltivazioni, non so adesso, ma cioè cosa? Altre piccole coltivazioni? Cosa di? Cosa era qualche altra piccola coltivazione, per capito? O dopo gli metteva avena, gli metteva poco di segare, di orzo, sì, ma era roba per le bestie, insomma, non canepa, canapa, vino, che roba era? No. Caneva. E che aveva sì di linea che alle volte mettevano una striscia tanto per avere un poco, insomma, adesso e canapa una volta mi ricordo che era in famiglia ancora chi non aveva messo un topo, insomma. Ma insomma gli era questa gli era la famiglia. E altri quanti fratelli eri voi? Quanti fratelli eravate? Anche si era in 9. Anche altri fioi? Maschi? 5 maschi. Fiorenzo, Bruno. Gli era il primo di tutti? Era il più vecchio. No, gli vedo sorelle più vecchie. Che si chiamava come tua sorella? Ida e Anna. Ida di che classe era? Era del 6, l'Anna del 7. Io del 9. Mi del 9, Bruno del 12, Ferruccio del 14, Ottorino del 15, Elvio dopo era del 23. L'ultimo che è qua, il barco là. Ho capito. Il barco in sulla volta. Ho capito. Anche vostro quello. Buono. Del 23. È già nato un bel tocco dopo io? Dopo, era. Dopo guerra. È stata una sorpresa? Sì, dopo guerra. Sì. Ecco, e ora, ma su che zona, è quasi al confine con Maserata o no? Valtri là, sulla casa vostra, via Postioma? Sì. E a vicino al confine con Maserata? Sì, è da qua perché guarda, è sotto Maserata. Sì, ma come paese, diciamo, come parrocchia? Parrocchia, Maserata. Maserata. Ho capito, ma la vostra casa era più vicina a Maserata che a Varago, mi parmi, o no? No, a Varago, sì. Già da insomma? Sì, era più vicino. Non era vicino al confine con Maserata? No, sì, era più a metà, insomma. Ecco. Proprio in mezzo ai campi di Varago, insomma, ho capito. E ora, che a volta che è rimasta guerra, insomma, cosa facevi i Valtri? Cosa si ricorda io di questa guerra che si arriva ai tedeschi? Dopo... Non i tedeschi, che si arriva, che veniva avanti i tedeschi sociali. Niente, si lavorava perché era sti mesi, erano fatti, lavoravano, anche se era piccoli. Era di novembre, era dell'autunno, si ricorda? Sì. Mi dica cosa che si ricorda. Mi ricordo dell'offensiva, mi ricordo che ieri, quando che chi sparava e si sentiva granate che passava sopra e andava a parlare, insomma, quel tempo che era qua al Piave, insomma. Così, e là davanti si aveva proprio la batteria antiaerea,
proprio adesso i nostri campi davanti a casa, sono 100 metri neanche da casa, e in mezzo ai campi è impiantata sta batteria. Subito poi iniziava, non so se il 16 che si arrivava insomma a sta batteria. Ah sì? Ancora prima che arrivassi i tedeschi ora? Prima dei... No, i tedeschi si arrivai con Caporetto nel 17, era il 1917. Sì, sì. Ma la batteria dopo lui là sta impiantata questa batteria per gli apparecchi, insomma. Ho capito. E là è stato finalmente che si è finito? Vita la guerra, insomma, che i tedeschi se andai via. Ecco, ma io cosa si ricorda che a volte che Davide vuole scampare? Di non scampare? No, si scampai, mi ha detto, perché toccando via, andare a Santa Bona. Come c'è stata che a volte? Che a volte se andai via perché erano venuti i tedeschi, erano venuti i tedeschi, e ora se vedo per i fiori, tutti i piccoli, donne e cose, e andai a Santa Bona a trovare un paese, insomma, libero degli abitanti, insomma, se andai diretto là. E come si andati via? Su cosa si montai su per andare via? Con il cavallo. Avevi un cavallo? Sì, che se vede il cavallo, insomma, le cose. Andai via con le roba, col carro. Cosa avessi portato via? Oh, adesso che mi ricordo che si è portato via adesso che cose più necessarie, insomma, ecco, i letti che occorreva. E tutta la famiglia si scampava via, tutti? Sì, tutti no. Tutti i fradei, tutti sia i zii che i fradei, tutti quanti. Che lì a Savoda a casa ora? No, ero, perché si era sempre, era un po' qua che era qua, però era sempre in comunicazione, teneva qua a casa perché era le bestie. Ah, da Varnara. Da Varnara, da tenere a Varnara le bestie e a così quei lavori che occorreva. Erano da via le donne qui e insomma. Non si scampa via tutta la casa? No, sta libera a casa, mai se stava lì. Sempre sta anche quel tempo che era. Si sta in piedi a casa? Sì. Non è stata colpita? No, colpita con un colpo là, sul ladrillo, il corso della scala, è proprio una granata, l'ha fatto un burro, insomma. Ho capito. Ma adesso colpia non è stata colpita niente. E a Santa Buona come sia stata? Cosa si ricorda? Là se ne stai là. Là se ne stai là, che era gli americani, gli inglesi, che era comando? Il comando, insomma, che era il PRA, i militari, e dopo era le caserme e erano andati là, e abitava questi inglesi, questi americani, insomma. E la notte si andava a Tor perché aveva il pane più buono e cose così, e era trattato meglio, e si andava come tu lo sai, si andava là, e ora innevava roba così, insomma, ecco. Perché se era tutto col sussidio, se aveva il sussidio, come tessera, insomma, ecco, innevava la roba da mangiare, insomma. Ho capito. E invece questi inglesi si trattava meglio, i soldati, era... Là loro avevano un altro trattamento, insomma, sì, il trattamento meglio perché si vedeva, insomma, adesso cosa... E là come si trovai a Santa Bona? Niente, si stava là, niente. E suo papà e sua mamma venivano su e su, insomma? Sì. O papà era sempre, mamma era là con tutti i fiori, insomma, ecco. Sì. Okay. Ma che era un papà che lui, col cavallo, avanti in Dio, ogni lunedì, 3 giorni, stasera sta cosa. Okay. E mi era cammina assieme che andava avanti in Dio con lui, insomma, come compagnia, che mi era quel pivecchio, insomma, era dottore, ma era dottore, ora era mica, era in compagnia, insomma, ecco. E non aveva paura di venire avanti di qua? Non era da paura, era quel timore, perché di paura della guerra non aveva proprio niente, per me era come un vao, perché mi giocava con tutti i borsi che restavano, cose ingrumava, mi faceva le catastre uscite, e dopo lo rabatteva per un putiferio, e divertiva così, insomma.
I Viasava venire a togliere la vostra roba in casa a guardare vacche, insomma, i Viasava i soldati? Sì, sì, no, perché i soldati erano in casa e veniva dentro, dopo la sera i figli di giochi, così trovava e passava, questi militari, insomma. Che tipo di soldati eri? Cosa eri? Artiglieria? Cosa eri? Artiglieria, contraerea? Antiaerea. Ah, se lo viene a sistemare là, insomma, un battaglione, sì. cosa eri? Sì, una batteria. Una batteria? Aveva 5 cannoni, mi pare. 4 o 5 sì. E quante persone sarai state dentro la sua casa vostra? No, ma loro aveva il dormitorio aveva fatto là sul campo. Ah, capito. Sì, loro venivano là così tanto perché era là, insomma, ora a sera così era libero uscita e veniva così. Ma in casa vostra quanti di vostri restai? Restai, perché tre fratelli di mio papà erano militari qui erano militari e dunque erano donne. Lui stai feriti, suo fratello? No, neanche uno. Tutti sei a cavallo? Sì, tutti fortunati. E dove eri durante... Era qua proprio sul fronte qua vicino, eri? Era Giovanni, uno che resta ciapato prigioniero. Ciapato prigioniero dei tedeschi, è stato prigioniero lui. E altri due adesso non mi ricordo dove chi fosse, insomma, adesso non... E quel prigioniero di tedeschi è nato come se torna a casa dopo la prigionia? E dopo quando chi ha liberato i prigionieri in casa, insomma, ecco. Stavi bene? Sì, insomma. Era a cavallo? Sì. Ho capito. Ma, insomma, come cosa te, io giocava, non aveva paura di questa guerra, non sentiva sparare? Niente paura, perché quando chi sparava così la sentiva in mano, sentiva le granate che partiva le piave e passava, solo che passava. Niente paura, mai più paura di... Era da solo come Tosateo o che ne erano altri suoi amici? Era ancora Tosateo, quando era cabeça lei, dopo andai via proprio sul momento piccolo, insomma, ma via trovava sempre il posto che ora da qua. A Santa Buona? Sì, se andava a Santa Buona che là era presto era. Ho capito. E così insomma non è stato un brutto periodo come ricordo suo, insomma, ecco. No. Come ricordo della guerra no, brutto no. Ma quanto distante sia dal Piave che a casa vostra là? Quanti chilometri sarà in linea d'aria? Sarà 3 chilometri. 3 chilometri? E tranquilli stavi là senza paura? Sì, 3 chilometri a circa più o meno, insomma. Vi sono state anche altre famiglie che stavano in casa? Sì, era ancora la famiglia, era tutte quelle famiglie che erano sempre state di questi che abbandonato proprio, ma completamente no, perché erano tutti contadini. Ho capito. E bisogna pure che stessa sotera, otto su raccolto o seminare o cosare, e poi avere bestie, perché tutti avevano bestie. Da guardare, insomma, da mangiare, molto, tendere lì, e qui non è che portare via sempre la stella. Nessuno gli vega a toccare? No. No, non lo sta. Gli vega a rubare qualcosa, tutti questi soldati in giro per casa? Resta il coso, il cavallo, dopo si porta via, perché che serviva è quello. Quello che doveva portare a volte a Santa Buona. Sì, quelli che ne portava via e dopo e dopo, in compenso, dopo finire la guerra, gli ha dato una mula, insomma, ecco, per soffrire quel cavallo che ne aveva. Come si chiamava il cavallo? Il cavallo, adesso il nome. Niente. Era un bel cavallo che cavallo... Sì, era una masca io. Una femmina. E io avevo dato una mula. Cioè, ma una mula va al manco una mula? Certo, era così dopo era, non era adesso puoi sperare. Gli era dato anche un contributo o qualcos'altro? Adesso non so contributi che gli ha dato, sì, gli anni di guerra gli ha fatto. Però io come Tosateo che veniva qua, insomma, giocava. Sì, mi giocava, non viveva adesso. Preoccupazione adesso.
Era quel giorno perché era cosa, siccome gli aveva dato la maschera antigas, e gli abbiamo dato, proprio quel giorno era proprio una nebbia che era tutto il gas lacrimogeno, era quello. Gli abbiamo dato. Gli era i cose che gli era contro il gas, contro quelle cose che gli aveva preparato, gli aveva pigliato fuoco perché quel fumo gli faceva e annientava quel gas lacrimogeno, ma gli abbiamo dato tanto, era un periodo, insomma, una nebbia, insomma, era quello che ne faceva male oggi, ecco. E lo sentivo io che non capivo. Sì, che sentivo. Ma lo vedeva la maschera? E ne aveva data tutte le maschere, ma dopo se aveva non aveva più che il giorno insomma, che io non so, non che fosse così. Perché ne aveva tanto prima per precauzione di mettersi a scopa. Ma non aveva fatto mal di testa? Cosa aveva fatto mal di testa? Mal di occhi? Cosa no, ma oggi che a me si indicava oggi, insomma, ecco, quel sole, insomma. E invece i soldati che aveva la maschera? Si sa, lui sempre lui sì. Ovvio, e facevi anche tutti i lavori in quell'anno, avevi fatto tagliare frumento, tutto quanto? Era? Sì, tu, e fare i lavori che occorreva, ecco. Oddio. E qualche altro episodio, non so, se avevo sconto in qualche parte, se ricordi o mai? Se ha sconto? Io se ricordo... No, sconto come sconto, se no, non sconto. Se aveva fatto di piccoli rifugi, di trincee, insomma, per mettere la roba, per scondere sta roba che dove veniva via, i turisti ne portavano via roba, e ora aveva fatto anche in casa, fondare cose, e dopo ho messo le cose sopra e messo della roba sotto, insomma, sconta, insomma, ecco qui. Sotto il pavimento, diciamo? Sì, sotto il pavimento, non era pavimento perché se dovevo scavare la terra. Avevi solo terra o altri? Gli era mandò che si è fatto il buso? Il buso, gli era terra là. Gli era come si dice il portico, dove sotto il portico. I carri e tutti i cose, ero là a scavare. E avevo messo dei travi, dei tavoli e cose, e dopo ho messo della terra sopra, per finta che non vi sia niente, insomma, ecco. E se via sta botola che fa sotto. E cosa che avevi sconto sopra? Roba da vestiario, roba più che ne pareva più necessaria, insomma, più utile, insomma, che altri che teneva da portarla via, insomma, ecco così. Avevi trovato dopo a finire? Sì, perché non sapeva di nuovo. Noi nessuno era, perché i tedeschi non erano arrivati fin là. Sì, Gli erano arrivati fin qua, a Maserata, quasi, ma fin là non erano arrivati. Ho capito. E dopo qualche altro episodio, se ricordi? Episodi adesso. Che insomma si riuscì a lavorare sempre a terra, è stata a lavorare sempre tutto l'anno. Quel che si poteva lavorare, perché adesso non poteva sapere cosa dice, io lavorava, quel che era, perché adesso gli era uno solo e dopo si aiutava, anche con mamma e donne gli aiutava. Buonasera. Mi dite che piccoli particolari. Ha detto da te che si giocava. Ecco, qui. Sì, adesso. Anche un piccolo particolare che Baracca e la colpivo. Un aereo proprio sopra l'altro, insomma, e mi era come fare su una cosa che era una piscina, una burra, insomma, grande, insomma, che era che vesti, che ranocchi, che cose così, adesso era che si guardava, erano butui, ecco chi ha, così, e mi sente tutto, guarda, e vede che l'estate colpiva, e vede una fiamma, ed è proprio sopra, mamma mia, ora ciappa su, ma sa che era figo ciappa per manco ricuricata, e se andava contro dove che lui le cascava, perché dopo le cascava 50 metri, più in là della nostra casa, più a fianco proprio quel coso, e quello aveva paura perché vedeva proprio che veniva su, perché lo aveva colpito alto, era proprio piccolo, e se vedeva venire su, l'ha fatto sul scoppio, che l'ho visto quando che sentiva che la metraglia che cos'è, e poi questo coso per aria, la sull'aria.
E visto, e dopo veniva su, e pure in casa. E invece non sono arrivati neanche a casa perché sono stati 30-40 metri distanti da casa, non sono neanche arrivati che cascavo. Appena di andare a casa, insomma. Sì, era un 100 metri neanche. Distante? Sulla vostra terra? 60-70 metri. Sulla vostra terra? Ah. Sulla vostra terra? No, io era a terra di un altro, ecco, io era proprio a terra di un altro, io era proprio a confine perché io era a strada, dopo appena parliai era... Sul fosso, dove devo cascare? Su un fosso? Sulla Siesa? No, sulla terra, perché prima era un fosso e dopo era un cammino e dopo era proprio sull'inizio del campo di terra. Che stagione era? Che stagione era, se ricordi? Cosa che era sua terra? Frumento? Cos'era? Era frumento, perché mi ricordo che se aveva il frumento non anzi di qua della strada. E là tutti quelli che venivano a vedere gli ha pestato il frumento, è stato in maggio, insomma, e gli era alto, insomma. Quasi pronto era? Quasi pronto. Zaio, ieri o Zasaio, no? Ieri o Zasaio? Sì, era quasi pronto, insomma, ecco. Ma chi si veniva a vedere? La gente. Quale gente? E dintorni, qui chi era che stai in casa. Contadini, i contadini, qui la gente che era in casa, che era intorno a chi era a casa. E ora noi che abbiamo visto questo apparecchio che casca, e ora con i vedere, ecco, come che lei. Ma se avevi lo salvà, il tosato dentro? No, sta bruciato, insomma, subito. Uno solo era dentro? Sì, uno solo. Morto secco, io l'ho visto, dopo è andato a vedere anche lui. Ho visto che era tutta pestata e dopo c'era fuoco, tutto, insomma, il corpo gli era ormai disintegrato, insomma, ecco. Ma non era stato a contraerea vostra qua? Che era... No, Baracca è stato. Chi vi aveva detto che era Baracca? Baracca è tenente, pilota, Baracca. Sì. Assassino, nominate. Ma certo, ma chi vi ha detto che era stato proprio Baracca a Ceparo? Perché dopo le venuto, dopo lui, quando che le cascava, dopo la girava e le veniva proprio a bassa quota. Dopo a bassa quota lui andava sul campo a terrare e dopo lei da me non l'ho visto, ma la vita che le è venuto in macchina a vedere dopo che le accosale, prima le accosale, dopo le mie quando le cascate in terra e la girava basso, di bassa quota, insomma, vede la sua posizione dove le cascava, l'aereo di Baracca. E dopo lui andava a terrasse sul campo dove era a terrasse. E lei è venuto a vedere in macchina. L'effetto? Sì. Quello che era successo? Sì, perché è successo così. Che anche mia vita, io non l'ho visto, ma è stato detto che diceva, insomma, ecco, la gente, io non l'ho visto. Dopo qualche altro episodio che si ricorda? Sempre come Tosateo, così? Episodi adesso. Sempre... Questa era stata, ma lui notava adesso questo che ti è rimasto impresso comunque? Impresso. Insomma, vi trattava bene anche i soldati che erano fermi a quelli da contraerea? No, non si aveva nessun posto, no. Vi aiutavi anche a tagliare il frumento? Vi aiutato a tagliare il frumento? No, credo, non so, adesso non posso dire perché ancora. Vendemar, da più... Anche sì, si vede Vendemar, ma adesso che cosa non so se si è più aiutati che cosa mi pare adesso qui. Ma avevi raccolto normalmente o avevi perso il raccolto altri abbastanza? Colpa della guerra? Quell'anno è? Se si vede... Avevi tirato su stesso raccolto? È quello che si poteva tirare su, e era sempre così. Quel che si poteva fare, quel che in base adesso chi che lavorava. E il parroco di Varago era rimasto in chiesa, in parrocchia? Credo che fosse restato ancora, era Don Pastega. Don Pastega. Ma là, il posto Renato... Non mi ricordo più cosa mi ha detto, perché io sono andato a Montecatini, io scampai via a Montecatini. Scampai via del Pano, di tanti. Tanti che andai solo in Bassa Italia, andai tanti, ma altri invece no, si è fermato. Solo che tu sei, insomma, sei andato via. Sì, è nato in Trotei, si chiamano e adesso che si andai fuori zona di guerra. E a Santa Buona cosa dicevi dei altri, dei profughi? Cosa che si via? A gente di Santa Buona cosa dicevi dei altri? Ma non era più nessuno là, su chi paese sia.
Erano paesi da Siori proprio, paesi Sì, grossi? sì, tutti i paesi, e erano andati via tutti, dunque la gente di Santa Bona non se ne aveva. Erano ville importanti, come si chiamava il paese? Che paese Adesso non ricordo, sì, era uno che aveva il cinema, perché là era su una stanza che era tutto in grande picco e a buttare qui. Questo qua si vede che aveva la saia cinematografica. Sì, perché era un grande picco e che dopo se ne è bruciato tante altri. Perché bruciare? Cosa si sapevano altri? Che se era. Cosa si sapeva? Si sapeva altro che vedeva che era via e era buttare a tutte le strascinon, dunque su una stanza tutti questi rodi, questi cosi, queste piccole, che hai materiali distrutte così. E oltre a Baracca, che a volte qua, si ricorda qualche altro, qualcos'altro, cosa si ricorda qua? Ricordarmi. Che erano restati tanti busi sulla terra? Come busi. Come neanche che fosse stata passata, come neanche fosse venuta la guerra, da come che la conta io? Mi come adesso che è buona impressione cosa per me. Niente, un zovo, era come un zovaro. Sì, così, mi pareva che fosse una cosa naturale che fesse così. Ecco. E sta impressionato subito quando è che chi venuti là a batteria con questi canoni, queste cose così, sta impressionato, perché si è messo proprio sul cortile davanti a casa, e venuti là e gli ha messo i canoni là, proprio tutti i canoni là davanti a casa, insomma, che altri mi ieri fuori per la strada, così, e mi tocca passare per sotto e cose, dove chi era agganciato loro lì, quando dentro, insomma. Su cosa ieri agganciai? I canoni erano agganciati con i somanci, insomma, i camion di Tivea, dunque dal canone al camion, che era agganciato, insomma, come. E ora, per passare, passare sotto. Perché erano stati portati con i camion. Con i camion? I camion? Io e noi col camion. Dopo i camion sono andati via dopo? Dopo i camion sono andati via. Quindi sì, li ha portati fin là. E che sparavi, il rumore, come che rumore facevi? Li sentiva a sparare io? Sì, si sentiva sparare, altro che. Sì, forte il rumore? Ma il rumore, sì, ti colpi, ma non me l'hanno adesso questa stia, insomma, ecco. E era sta roba così, insomma. E dopo gli ha portati via, perché dopo gli ha fatto il piazzone e ora gli ha portato il canone là. Dove li hai portati dopo? Davanti, 100 metri neanche da casa, insomma. Ho capito. Prima qui arrivai e ha messo tutti là sul cortile, tutti gli affatti. E dopo perché ieri era venuto in veda prima dove la postazione, dove tipo era. E dopo gli arrivai, mi ricordo che questi camion, e i camion quei rode di ferro? Sì, di ferro, ma no, e erano rode larghe così. E aveva la gomma dura che un po' come dura. Dura, insomma, non era infiare roba, e era messo sopra sta cosa del ferro, e era sta gomma, messa a gomma. E era un spessore così, torno che sia come un sercione. Torno un sercione che aveva gomma. Sì. Che il ferro non cos'è. Sì, ho capito. Normalmente ho capito già come si anda a scuola prima. Sì, aveva fatto la prima e dopo sta sospiro perché ormai era. A Santa Bona non si è andati a scuola? No, non vi era neanche di fare scuola, era tutto il territorio, non vi era più di scuola e cose. Ecco, dopo che avevi ripreso a scuola? E dopo si è ripreso la scuola. E dopo io che mestiere avevo fatto io nella vita dopo? Lavorato il contadino. In campagna? Sì, casa aiutare, insomma. Sempre fatto l'agricoltore? Sì, ho fatto l'agricoltore, ma dopo le scuole mi volevo andare a imparare un mestiere, perché c'erano tanti fratelli, queste cose. Ma avevo qua, volevo sapere tutte le cose che ne a terra, perché certo che era a terra, praticamente era Iabu, 17-18 campi di terra